A ora in onda, Sic et Non. Ripartiamo dal buonsenso contro il politicamente corretto di oggi con Marco Tognini. Open Your Eyes, cari amici di Radio Libertà, benvenuti, bentornati a Sic et Non per indagare, per scoprire le notizie più particolari della settimana, magari quelle che vi tengono nascoste, per commentarle, per cercare di ristabilire il buonsenso comune contro il pensiero woke, contro il pensiero unico, contro questo mondo mainstream che ancora una volta cerca sempre di sopraffare quello che è il nostro buonsenso, il vero buonsenso delle nostre famiglie. Beh, ho una buona notizia, voglio cominciare soprattutto con questo oggi. Direi che per una volta la famiglia batte il pensiero woke 6-3, ecco, possiamo dare risultato tennistico, direi. Possiamo dare un risultato ben preciso. Che cosa mi riferisco? Mi riferisco all'ultima sentenza dei giudici americani della Corte Suprema americana, che hanno bocciato le politiche della California che permettono alle scuole sostanzialmente di tenere all'oscuro i genitori sui problemi di disforia di genere dei figli. Insomma, fissato il primato della famiglia, che deve essere informata, il cosiddetto consenso informato, che anche qui in Italia è stato richiamato da una proposta di legge del ministro Valditara. La famiglia viene dunque prima dell'ideologia. Le transizioni non devono accadere di nascosto, anche perché spesso poi magari dei ragazzi che hanno dei problemi anche di natura personale, psicologica, magari vengono guidati, ecco, mettiamola così, magari tra virgolette, vengono guidati su una strada piuttosto che su un'altra, proprio per il disorientamento del momento. E invece, insomma, bisognerebbe avere innanzitutto il sogno della propria famiglia, e quindi insomma parlare con chi ha davvero a cuore il bene di un ragazzo, di una ragazza. E quindi ribadiamo, c'è questa riabilitazione dei genitori. È una bocciatura molto pesante, quella che lunedì sera la Corte Suprema degli Stati Uniti, in una decisione presa a maggioranza, appunto 6-3 come vi dicevo, sul caso Mirabelli versus Bonta, ha inflitto al comparto scolastico californiano, che è stato silurato non perché, non solo scavalcando le famiglie, ma tenendole pure all'oscuro, favoriva il cambio di sesso dei minori, quindi tutto quello che poi sapete con, per esempio, alcuni farmaci come la triptorelina, che inibiscono sostanzialmente la pubertà. Da un lato, dicevo, non informando di tali intenzioni mamma e papà, e dall'altro impiegando disinvoltamente pronomi non corrispondenti al sesso biologico degli stessi. Insomma, ne abbiamo parlato anche per la vicenda di Enoch Burke, dell'insegnante irlandese continuamente portato sostanzialmente in galera per le sue idee, per chiamare con il proprio nome ciò che è di natura. Ma evidentemente queste vicende, insomma, continuano, specialmente nella California di Gavin Newsom, il governatore woke, il governatore Dem della California, che al di là dei problemi legati all'immigrazione e al deficit della California, insomma, cerca di buttarla un po' in vacca, buttarla sull'ideologia, forse per far dimenticare i problemi che anche un'economia complessa come la California, insomma il paese della Silicon Valley, invece possiede. L'intera vicenda aveva avuto inizio nel 2023, quando presso appunto il distretto meridionale della California due insegnanti avevano fatto causa chiedendo un'esenzione da queste politiche pro gender, come appunto quelle dei cognomi, riguardanti i loro allievi. Da parte sua il distretto si era difeso sostanzialmente, asserendo che la legge, così come interpretata dal procuratore generale della California e dal Dipartimento dell'Istruzione, che sono cariche nominate
poi dal governatore. Ricordiamo che esiste lo spoil system in maniera molto ampia, ecco, anche per quanto riguarda appunto i procuratori, quindi ecco. Ebbene, a questo punto gli insegnanti hanno fatto causa anche ai funzionari statali e accanto a loro si sono aggiunte le famiglie. Tra queste meritano di essere ricordati i coniugi Poe, che in breve hanno appreso che la loro figlia era intenzionata a cambiare sesso solo dopo che la stessa, all'inizio dell'8º anno di scuola, era stata ricoverata per un tentato suicidio. Solo allora i signori Poe avevano scoperto che da un medico, che la figlia soffriva di disforia di genere e che a scuola si presentasse come un maschio. Nessuno, tantomeno gli insegnanti ai colloqui di classe, aveva detto loro alcunché. Da qui una class action che le famiglie, assistite dalla Thomas More Society, hanno intentato contro lo Stato della California. Nel dicembre 2025 il giudice distrettuale Roger Benitez, alla luce del primo e 14° emendamento, ha così dichiarato incostituzionale il regime di transizione segreta della California. La Corte d'Appello ha portato direttamente alla Corte Suprema, che, come dicevamo appunto in apertura, ha dato ragione alle famiglie, che d'ora in poi non dovranno più essere tenute all'oscuro delle condizioni dei loro figli in materia di disforia di genere. Quindi direi una vicenda che va indagata in maniera importante, perché si è sempre comunque puntati sui giovani o sui minori o comunque sui giovani, per questioni di educazione, ma soprattutto di rieducazione. Insomma, se qualcuno vuole far passare le proprie idee, specialmente questo pensiero woke, non lo fa tramite il dibattito e comunque le evidenze scientifiche, perché quando questi signori si appellano alla scienza e poi ci dicono che insomma un maschio può allattare, un maschio può avere figli, insomma andiamo fuori da queste evidenze scientifiche, tanto per essere chiari. Però il dibattito è fondamentale. Ebbene, c'è la scorciatoia dell'indottrinamento, che è una scorciatoia che noi conosciamo molto bene, perché è la scorciatoia dei regimi, è la scorciatoia delle dittature, è la scorciatoia magari anche di un certo mondo di poteri forti che attraverso poi gli stati, gli organismi internazionali cercano di imporre delle agende internazionali che non sono condivise con gli stati. Vediamo altri commenti. Vediamo la notizia, ripeto, è del 2 marzo e appunto secondo i giudici queste politiche di riservatezza violano effettivamente i diritti dei genitori garantiti dal primo emendamento, quello appunto sulla libertà di parola, quando impediscono loro di essere informati sul fatto che i figli si identifichino come appartenenti al sesso opposto rispetto a quello ideologico, ecco, quindi potestà genitoriale fino in fondo. È una notizia che ribalta l'impostazione che qualcuno aveva provato a portare avanti, cioè il bene da tutelare era solo la privacy del minore, però bisogna anche capire se il minore ha questa necessità di privacy, soprattutto in un momento di formazione, e invece il diritto dei genitori a essere coinvolti nelle decisioni fondamentali che riguardano i figli viene prima di qualsiasi protocollo interno delle scuole. L'istituzione scolastica dà una formazione, in parte anche educa, ma non può sostituire la responsabilità genitoriale. È una notizia destinata ad avere grosse ricadute culturali. Per fortuna, diciamo noi, la nostra idea ovviamente l'abbiamo sempre manifestata in questa trasmissione. Per anni l'egemonia arcobaleno ha trasformato la cosiddetta identità di genere in un terreno intoccabile, sottraendolo o tentando di sottrarlo a qualsiasi influenza familiare. L'idea sottesa era chiara: il ragazzo ha diritto di autodeterminarsi, ma magari anche di avere qualche informazione in più, di avere qualche rassicurazione in più. La scuola ha il dovere di riconoscerlo, la famiglia può solo adeguarsi. Eventuali obiezioni venivano categorizzate nell'omofobia, nella discriminazione. Ecco, ricordatevi che
la legge Zan in questo caso è stata fermata proprio per evitare problemi di questo tipo, o quando si andava di lusso semplicemente nell'arretratezza da superare. Il caso ha posto una questione e insomma qui la riproponiamo: può un'istituzione pubblica accompagnare o di fatto avvallare una transizione sociale di un minore senza coinvolgerne chi ne ha la responsabilità primaria? La risposta della Corte americana fortunatamente è no. E questa ventata di buon senso potrebbe arrivare anche in Italia. Anche da noi in diverse scuole è stata adottata la cosiddetta carriera alias, che nasce da raccomandazioni dell'ONU e da un voto, ancora una volta al Parlamento europeo. Signori, controllate cosa hanno votato i vostri rappresentanti sulla carriera alias. Io vi posso dire, perché ero presente, è materia di 2 anni e mezzo, 3 anni fa, che la Lega ha votato convintamente contro la carriera alias. La carriera alias sostanzialmente consente allo studente di essere chiamato con un nome d'elezione diverso da quello anagrafico, anche senza il previo riconoscimento dei genitori. Formalmente è un atto interno, ma sostanzialmente produce un riconoscimento identitario dentro e fuori dall'aula. Non è soltanto una forzatura burocratica, ma è un passaggio che può incidere negativamente sull'alleanza educativa tra scuola e famiglia, e soprattutto può minare la ben più importante alleanza tra figlio e genitore. La decisione americana riapre quindi un dibattito nel nostro paese, dove ogni richiesta di coinvolgimento dei genitori viene vista, l'avete visto insomma anche sulla proposta del ministro Valditara, chi si è inalberato, i soliti insomma, AVS, PD e quant'altri, ma anche associazioni, anche qualche simpatico nome del cinema, della musica, che pensa tanto bene di farsi pubblicità, ma insomma io a questi signori il primato lo lascio solo nel mondo delle canzonette, ecco. Che abbiano un primato morale ce lo devono dimostrare parlando e non ripetendo a pappagallo determinate lezioncine. La scuola ha un compito altissimo, ma non è un laboratorio identitario autonomo. Non può gestire in solitudine passaggi che incidono sull'identità di un minore, né trasformare il silenzio verso i genitori in una prassi amministrativa. La Corte Suprema ha rimesso al centro un principio giuridico prima ancora che culturale. La responsabilità primaria sui figli non appartiene allo Stato. Un punto fermo che anche in Italia ci auguriamo possa fare scuola e portare, come dicevo, appunto, una ventata di buon senso. Diciamo, ecco, gli anni formativi restano degli anni importanti. Diciamo, pensate oggi cosa può fare la parola di un modello, che possa essere per esempio un modello che viene dai media, un cantante, uno scrittore, o anche il modello di un insegnante, insomma, senza andare poi nel contingente, ma pensate anche a un film come L'attimo fuggente e l'influenza che può avere su un giovane, in questo caso su giovani anche maturi, un insegnante, che può essere un'influenza buona, ma anche un'influenza insomma molto discutibile in certi casi. Quindi sempre e comunque insomma testa sulle cose, sulle questioni. Passiamo ovviamente ad un altro argomento. Come sempre il nostro consueto bollettino di invasione. Qualche notizia interessante c'è, ripeto, sull'immigrazione. Parliamo della Svezia, ecco, quindi abbiamo qualche minuto prima della pausa e ne approfittiamo. La Svezia, che è un paese di 10 milioni di abitanti, paese da sempre visto come all'avanguardia nelle scelte sociali, fautore di un socialismo anche particolare, che però negli anni, paese di 10 milioni di abitanti, quindi anche molto fragile negli equilibri migratori che hanno cambiato molto questo paese negli anni. Insomma, c'è una presenza medio orientale, una presenza africana molto forte nella Svezia. C'è stato
la polemica, anche se poi se ne è parlato poco, il famoso record europeo di stupri nel 2017 proprio in Svezia. Ebbene, la Svezia, che appunto da qualche tempo è governata da delle forze politiche, fra tutti i democratici svedesi che ho avuto l'opportunità di conoscere nella mia esperienza a Bruxelles, un partito estremamente deciso sulla questione migratoria. Ebbene, la Svezia con questo nuovo governo sta cercando di cambiare la situazione. Sono stati ristretti i campi sia per l'asilo che comunque anche per l'ingresso di persone extraeuropee. C'è stata una richiesta ufficiale da parte del governo svedese: lo stupro sia riconosciuto come motivo per respingere i migranti. La Svezia chiede una linea più dura nell'applicazione della Convenzione sui rifugiati del 51, proponendo al UNHCR, all'ONU, al Commissariato ONU per i rifugiati, che lo stupro e le altre forme di violenza sessuale grave, come abusi e molestie sessuali, sfruttamento, prostituzione forzata, vengano classificati per loro stessa natura come reati particolarmente gravi, al fine di consentire l'espulsione dei migranti condannati per aver commesso tali reati. Ne ha parlato anche il presidente Meloni recentemente, proprio in riferimento ad alcuni casi di immigrati che erano stati spediti al CPR di Giader e poi sostanzialmente riportati su piazza dai soliti giudici, diciamo così, non proprio in linea, ecco. Questa proposta è contenuta in un documento di indirizzo rivolto all'UNHCR e riguarda l'interpretazione dell'articolo 33,2 della Convenzione, che consente l'eccezione al divieto di respingimento per i rifugiati condannati per crimini di estrema gravità che costituiscono un periodo per la comunità ospitante. Ecco, il punto cardine della proposta riguarda l'interpretazione della soglia di gravità. Mentre l'UNHCR richiede una valutazione caso per caso, le linee guida e la giurisprudenza esistente riconoscono che lo stupro può costituire un reato particolarmente grave e la Svezia sostiene invece che rappresenti di per sé una violazione e che quindi non dipenda da circostanze aggravanti, dal grado della lesione fisica o da fattori di contesto, diciamo. Una interpretazione rafforzerebbe la coerenza, la credibilità e la continua legittimità del regime internazionale di protezione dei rifugiati. Ecco, quindi diciamo che è una questione che, ripeto, va anche a favore della credibilità, insomma, delle persone che chiedono effettivamente protezione internazionale. Quindi ci auguriamo che anche il nostro governo sostenga questa proposta e che quindi si arrivi sostanzialmente a una formulazione che è giusta e, ripeto, siamo sempre nell'ambito del buonsenso e della difesa dei più deboli a fronte dei prepotenti che troppo spesso ci mettiamo in casa. Vi ringrazio e lascio spazio alla prima pausa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. The room was completely
Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sic et non oper ignorais, siamo di nuovo in onda con la nostra trasmissione. Vi ricordo che per intervenire in diretta potete chiamare lo 02 92 94 72 22. Vedo che abbiamo già una chiamata e quindi la passiamo più che volentieri. Ciao, chi sei, da dove chiami? Buongiorno dottor Tognini. Buongiorno. Allora, io l'ho chiamata per il referendum, dottor Tognini. Sì, prego. Allora, voglio dire quello che penso io, cioè che il referendum sulla separazione delle carriere, secondo me sempre, avrebbe potuto essere un'importante occasione di confronto serio e approfondito. Francamente, dottor Tognini, ed esprimere un sì o un no su un tema così delicato meritava un dibattito più sereno, soprattutto attraverso la televisione, sempre secondo la sottoscritta. Certo. Che resta il principale strumento, dico io, di informazione per molti cittadini. Purtroppo, troppo spesso prevale la logica di chi urla di più, e poi aggiungo che è amplificata dai social, dove trovano spazio messaggi semplificati, talvolta fuorvianti. È un peccato, dottor Tognino, perché le riforme istituzionali, secondo me, in particolare quando riguardano la magistratura, richiedono equilibrio, competenza e rispetto reciproco. Magistratura e politica operano su piani distinti, ma sono entrambe fondamentali per la tenuta democratica. Il dovere, dico io, della politica è dare fiducia alle istituzioni e sostenerne l'autorevolezza. Quello delle istituzioni è affermare con rigore, secondo me, e trasparenza il proprio ruolo di servizio imparziale ai cittadini. Tutto qua, io la saluto, buona giornata e buon fine settimana anche a lei. Grazie. Il tema del referendum va evidentemente a cozzare contro un'associazione nazionale magistrati che dal 92 sostanzialmente si è sempre più rafforzata, ha preso una parte preponderante nella vita non solo giuridica ma proprio nella vita politica del nostro paese, al di là delle rivelazioni del caso Palamara, che non dobbiamo mai dimenticare. Poi se ascoltate per esempio le ragioni del presidente del comitato del SID Zanon, insomma scoprirete anche tante belle, come dire, tante belle chicche su quanto in realtà la casta non sia solo rappresentata sicuramente dai politici, che in fondo sono i più verificabili, insomma, no? Da questo punto di vista anche dalla stampa e dal cittadino. Mentre i magistrati, diciamo, se la cavano in maniera molto più tranquilla e più nascosta. Non ho problemi a dirlo. Diciamo anche che, insomma, c'è una propaganda che sta comunque stravolgendo anche quello che è il senso vero. Dai tempi della legge Vassalli, la separazione delle carriere, che è stata abbracciata da tantissimi poi anche a sinistra, ed oggi più per questioni tattiche o di sussiego verso la magistratura o per voler più o meno far del male al governo che ha avuto, come si dice, gli attributi per presentarla questa manovra, perché questa manovra è qui perché c'è stato un governo che ha avuto gli attributi per presentarla. Potevano farlo altri prima se avessero voluto o potuto. Voglio segnalare anche il tentativo fatto di referendum da parte dei radicali e della Lega solo poco tempo fa, che purtroppo, insomma, non è stato volutamente ignorato
dai media perché fallisse, mentre oggi ci troviamo di fronte a diciamo un referendum confermativo, quindi non c'è quorum, e quindi invito i cittadini, comunque la pensino, ad andare a votare, ad esercitare il proprio diritto, affinché altri non scelgano al posto loro, e comunque il loro diritto ad informarsi. Vi voglio raccontare allora su questo discorso. Ho avuto una discussione abbastanza importante, e quindi vi dirò poi le due posizioni, quella che ho affrontato e ovviamente la mia. Mi è stato diciamo rimproverato più volte che in realtà la separazione delle carriere esiste de facto, perché solo lo 0,8% dei magistrati cambia carriera. Io ho risposto, dopo averci anche pensato, dopo essermi confrontato con avvocati, con insomma persone che conosco, eccetera, professori, che non è questo il punto, perché la separazione delle carriere non consiste soltanto nell'impedire ai magistrati di cambiare ruolo e quindi di avere magari un pregiudizio diciamo, in un senso o nell'altro, ma consiste soprattutto nell'impedire che si votino a vicenda per lo stesso CSM. Voi pensateci, andate davanti a un tribunale, c'è un giudice che ti giudica, c'è un PM che ti accusa, ed entrambi fanno parte dello stesso meccanismo per cui si possono votare oppure sono in competizione, quindi o si votano a vicenda o sono in competizione. Secondo voi un giudice che si vuole candidare al CSM e che quindi deve cercare voti tra gli altri magistrati, non sarà più incline a dare ragione al PM per farselo amico o per ottenere più facilmente il suo voto? Come può essere un giudice del genere terzo e imparziale? Semplicemente non lo è. Evidentemente i due CSM servono anche a questo. E tra l'altro una cosa che non si dice, l'ANM è molto arrabbiata perché è chiaro che se si creano due CSM distinti, oltre a una corte diciamo una corte disciplinare ad hoc, è evidente che dovranno crearsi prima o poi anche due associazioni nazionali magistrati distinte, ed è quello che insomma temono di più, insomma, quelli che poi ci raccontano che si darà più spazio ai corrotti, eccetera, ma non vengono toccate le norme, non vengono toccati i processi. Quindi questa, ripeto, è la mia personalissima opinione, ma ho voluto trasferirvela visto che poi un'ascoltatrice ci ha parlato di quel grande tema che non dobbiamo perdere, e quindi ribadisco, a fine mese c'è questo grande appuntamento, non perdetelo, dite la vostra, ecco, questo senz'altro. Rientriamo a parlare di che cosa? Sempre del nostro consueto bollettino di invasione, delle mosse di chi cerca insomma di agevolare gli ingressi clandestini e di chi invece cerca insomma di stanarli e di ripristinare un minimo di legalità. Ha fatto scalpore, come voi ben sapete, l'indagine su quei famosi medici, tra virgolette, obiettori di Ravenna, che sostanzialmente creavano dei referti falsi per evitare che insomma questi stranieri potessero finire nei CPR. L'articolo è molto interessante e ve ne leggo alcuni stralci. Titolo, testuali parole: gli facciamo il culo agli sbirri maledetti, le chat dei medici no CPR. Nelle chat anche un medico contrario che si dichiara contrario a questa pratica. Il metodo per esprimere dissenso è la non idoneità. Le indagini sul caso medici obiettori di Ravenna, che avrebbero agevolato il non ingresso dei migranti nei CPR, proseguono. Sono emerse anche le chat che si scambiavano tra loro i medici coinvolti in questo sistema, ma anche intercettazioni che dimostrano l'esistenza di un fronte comune per evitare non solo il trasferimento nel centro per il rimpatrio, ma anche il successivo viaggio in aereo verso il paese di origine. In particolare ci sono messaggi scambiati con un medico diverso da quelli di Ravenna, da tempo punto di riferimento dei no CPR, che faceva da sostegno morale ai colleghi impegnati in questa disobbedienza nell'ospedale romagnolo.
La frase è quella che vi ho letto prima, a dirlo sarebbe stato il medico esterno a Ravenna in una risposta a una dottoressa che avrebbe fatto 2 certificati di non idoneità per il CPR. Ma in quella chat ci sono anche medici che non condividono questo metodo e si dissociano, come un medico non indagato del reparto malattie infettive, il quale, come riporta il resto del Carlino, dice in estrema sintesi: non sono d'accordo a dare a priori la non idoneità, se non ci sono ragioni specifiche io non lo farò. È una dissociazione da quello che appare come un operato ideologico che travalica i confini della valutazione clinica alla quale i medici sono chiamati. Una vera e propria campagna no CPR che tra i corridoi veniva solo sussurrata, mentre sui canali di comunicazione veniva spinta alle associazioni aderenti. Peraltro le stesse che organizzano anche incontri nelle scuole per portare il cosiddetto verbo antagonista. Il programma Far West, o il programma televisivo, ha mostrato ulteriori chat in cui si legge che il modo per esprimere il dissenso è la non idoneità. Finora abbiamo fatto così, solo che adesso bisogna giustificarla in modo più credibile, altrimenti potrebbero contestarcela, non sarà banale. Di fatto, a un certo punto l'ASL locale ha inserito nuovi parametri di valutazione che includevano le consulenze psichiatriche, che dai medici sono visti come tentativi di intralciare la loro battaglia ideologica. Esiste persino una bozza, credo che l'abbia poi pubblicata anche Il Giornale, e questa bozza circolava tra i medici e veniva usato come prontuario, come modello per l'inidoneità. E tra gli stessi però si premuravano di modificare parzialmente per evitare che potesse destare sospetti in questura apparendo precompilata. Secondo i medici, se fossero stati compatti, le conseguenze sarebbero state attenuate perché non avrebbero potuto sospendere tutti. Il giudice invece ora sta valutando l'ipotesi di interdizione per i medici coinvolti, che respingono ogni accusa sostenendo di aver agito all'interno del codice deontologico. Insomma, è un po' da vedere, la deontologia dice che dovresti fare il tuo dovere e non inventarti qualcos'altro, ma questo vale in Italia poi anche per i famosi certificati di malattia elargiti soprattutto in maniera molto molto diciamo così larga di manica. Proseguiamo sempre sul discorso Islam e immigrazione. Il nemico è a casa nostra, nella moschea di Milano piangono Khamenei. Ebbene sì, è il nostro martire. Il centro islamico dei Navigli celebra l'Ayatollah, tra cordoglio, gigantografie della guida suprema, donne in burqa o coperte per intero da lenzuola. Stranamente, perché poi stiamo parlando di un'autorità sciita, quindi per un'autorità eretica, maggioranza dei musulmani che sono qui da noi, che sono sostanzialmente sunniti. Nel cuore della movida milanese, a 2 passi da noi, c'è chi commemora i terroristi, e quel terrorista per esattezza si chiama Ali Khamenei, defunto vertice della Repubblica Islamica, assassinato nel recente attacco israelo-americano. Il centro islamico Imam Ali, che si trova in via Valsolda, zona Navigli, ha letteralmente messo in atto una cerimonia funebre per il re dei Pasdaran, ricordiamolo, un personaggio discusso, celebrato stranamente persino dal New York Times, che in questo ha portato avanti il peggio dello woke che c'è a New York, ma stiamo parlando di una persona che ripetutamente volte, soprattutto per chi segue la politica estera, in caso di contestazioni, insomma, faceva fuori 20-30 mila persone, come è già capitato purtroppo, ma pensiamo al caso di Mahsa Amini e di altre donne. Ebbene, donne con il burqa, altre con il lenzuolo che copriva loro l'intero capo, una gigantografia accanto al banchetto da cui l'imam ne tesseva le lodi. La cerimonia della 12ª notte del mese sacro del Ramadan si è tenuta presso il centro culturale con la recita di un brano del Corano, la ricezione di un pasto iftar, cioè quei pasti che accadono diciamo dopo il tramonto, e di discorsi, un canto funebre, il battersi il petto per commemorare il martirio del leader supremo della rivoluzione dei martiri dell'Iran. Un vero e proprio elogio al martire Khamenei e un inno alla ribellione armata. Ecco, vedete quindi in questo caso la preoccupazione che insomma suscita il fatto che proprio in casa nostra ci sono diciamo queste persone che insomma sostengono di fatto il terrorismo, perché magari
diciamo non si impegnano direttamente, ma che sicuramente potrebbero magari nascondere interventi e comunque personaggi molto, molto pericolosi. Sempre su questa scia, purtroppo abbiamo visto negata l'espulsione all'imam di Torino, la Cassazione ha annullato il trattenimento, ira di Lega e Fratelli d'Italia, i giudici ostacolano governo e sicurezza. Mi riferisco appunto, l'ultimo schiaffo al buonsenso e alla sovranità dello Stato arriva dalla Cassazione sul caso di Mohamed Shaim, l'imam di Torino, voi sapete, destinatario di un ordine di espulsione firmato dal ministro Piantedosi per i suoi inquietanti legami con l'estremismo. E così, proprio mentre il Viminale lavora faticosamente per allontanare chi inneggia al massacro del 7 ottobre, definendolo arbitrariamente e offensivamente resistenza, i tribunali rispondono colpo su colpo con annullamenti e cavilli procedurali. Un orientamento che lascia interdetti e che trasforma l'espulsione dei soggetti pericolosi in una corsa a ostacoli senza fine, dove la giustizia cerca continuamente l'allungo sulla politica. Ecco, la Cassazione ha respinto anche il ricorso dell'Avvocatura dello Stato, graziando di fatto un pericolosissimo propagandista. Sono decisioni che in realtà diventano decisioni ideologiche, decisioni politiche a tutto tondo, queste dei giudici, e così si indebolisce sostanzialmente la difesa del paese e l'allontanamento di soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale. Ecco, proseguiamo il nostro bollettino di invasione. Un altro gesto estremamente significativo e purtroppo svilente anche di chiunque cerchi comunque di portare una vulgata diversa. L'avete visto tutti, insomma, a Bologna, il famigerato trio, il trio delle meraviglie, Zuppi, Prodi e Lepore, che omaggiano il Ramadan. Mentre proprio Zuppi si lamentava perché nella diocesi di Bologna crollano le partecipazioni al catechismo cattolico, l'arcivescovo si è recato con il sindaco e il padre nobile dell'Ulivo all'iftar, cioè il pasto serale, come vi dicevo prima, in cui si interrompe il digiuno dei musulmani. Ecco, questa è la notizia. Abbiamo visto delle foto, anche i primi cittadini di Torino e Roma hanno fatto gli auguri ai maomettani, peraltro evitando di fare gli auguri, per esempio, alla maggioranza relativa, ancora per poco, che affrontava per esempio la Quaresima, insomma, dal mercoledì delle ceneri in avanti, ma lo abbiamo visto, lo hanno fatto perfino le squadre di calcio, lo hanno fatto certi media come Sky, eccetera. E che cosa dire, insomma, mentre da noi si nascondono i simboli per paura, per un rispetto che non è assolutamente malcelato rispetto, diciamo che questa sostanzialmente questa prova di presenza culturale diventa sempre più invasiva. Erano circa 6.000 i musulmani presenti appunto l'altro giorno a Bologna, arrivati da ogni parte d'Italia, e diciamo Prodi ha fatto il solito discorso estremamente bonario, Zuppi ha condannato le discriminazioni, il trionfo della guerra, il quale Zuppi però deve fare sostanzialmente i conti con la crisi terrificante che vive la sua diocesi, la diocesi che da sempre, insomma, dal Vaticano II è sempre stata la diocesi più progressista, dai tempi del cardinale Lercaro, ma anche dai tempi, insomma, ripeto, di una modalità anche di interpretare il Concilio Vaticano II molto particolare, insomma, ecco. Abbiamo visto De Pascale, presidente dell'Emilia Romagna, che invece aveva pronunciato alcune frasi di buonsenso, insomma, a favore dell'espulsione dei soggetti pericolosi, ma che sostanzialmente poi ha dovuto fare quasi marcia indietro. De Pascale è stato praticamente scomunicato da tutto il suo partito,
per la gravissima colpa di aver aperto timidamente ai CPR, beccandosi pure la rampogna di Merola, insomma, di tutti i rappresentanti, lo Russo di Torino, insomma, e altri. Giustamente l'europarlamentare leghista Silvia Sardone, che è quella che si è un po' più occupata da sempre dell'invadenza dell'Islam nelle nostre città, insomma, ha ricordato che è la rappresentazione plastica di un'integrazione al contrario. La sinistra istituzionale corre a celebrare i riti islamici ed è un male, perché l'islamizzazione avanza. Noi la denunciamo, la sinistra è felice di assecondarla. Ecco, queste sono le parole di Silvia Sardone. Intanto c'è una famiglia che pensa a trasferirsi dall'Italia, una famiglia di stranieri, è una famiglia che crea problemi? No, è la famiglia del Bosco, sono i coniugi Trevelyan, che da 3 mesi e mezzo, insomma, vede sostanzialmente i figli della coppia in una struttura protetta, separati dai genitori, anche dalla madre, che in realtà li vede solo poco tempo. La madre ha anche scritto ai giornali perché i bambini, insomma, non sono più sereni, ma diciamo che sia Catherine Birmingham che Nathan Trevelyan hanno l'unica grande colpa vera. Non è stata quella di non aver nutrito, di non aver dato un tetto ai bambini, di non aver dato un'istruzione che in realtà c'è, perché è un'istruzione parentale, tra l'altro fatta in accordo con le autorità, ma a qualche zelante, ripeto, assistente sociale tutto questo non bastava, e quindi ovviamente, con una spesa molto importante da parte dello Stato italiano, questi ragazzi sono attualmente ospiti in una struttura protetta. I Trevelyan cominciano a pensare che forse è meglio andarsene da questo paese così strano, che diciamo scusa gli stupratori e sostanzialmente non dà spazio a una famiglia di vivere la propria vita, magari libera, magari appartata anche dal caos delle grandi città, dove l'indottrinamento da telefonino, da televisore, eccetera, è molto più forte. E quindi una famiglia che crea un ambiente protetto a questi bambini è vista come un qualcosa di pericoloso, forse, per la società. Ecco, questo fa decisamente riflettere, ed è una riflessione che lascio a voi. Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare, ma le riflessioni importanti sono queste, quindi io vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi. Vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre per interagire con noi, per contestare o confermare la nostra personalissima posizione sul mondo woke e sulla stampa mainstream, e quindi vi ringrazio e vi do appuntamento come sempre sulle frequenze di Radio Libertà.